Buondì. Lore? Dopo gli tempi. Sì. Io sono Andrea. Io sono Alessandro. E io sono la Bruna. Allora io sono la Bruna di Asizio di Sibilis, ho 64 anni, si dice, e C'è Borg? ho stato a Boris Cridelini, cioè via Belvedere, Sibilis. Ok. C'è ti visita dei momenti e dei giornali che hanno preceduto il terremoto? Erano stati premonizioni, per esempio il comportamento strano degli animali? No, il giornale io mi visi che erano giornali come tutti, schialde e niente di particolare, insomma, non si pensava minimamente che succedono robe del genere. Sì. Le bestie si erano tranquille? Sì, insomma io non ho notato niente di fuori dall'ordinario, diciamo. Manco per come visi. Dove eri tu qualche lattiere a tremare? Con cui eri tu e ce facevi tu? Allora, quando è venuta la prima scossa, io ho stato in Mattius, perché che chiesa qui e ieri fatte su un tocco e ho stato in là. E dopo, allora, mettevi a dormire mio figlio Manuel, che lo metteva a dormire. E il grande all'era basca finiva di lavarsi, quando ha cominciato a tremare. Ho chiappato il frutto, il pesce, lo sono schiappato di corsi di fur e che l'altra figlia, il grande, ha chiappato pure, ha sentito che roba lì e ha andato a platarsi su di tavolo. Dopo l'ho chiappato, ha stressinato di fur, tutti e due e ho sentito di fur, ho sentito che collavano i cops. E pure, insomma, non si sapeva se che poteva arrivare. Ci hai trovato le prime scosse? Ci hai fatto e ci hai veduto? Come poi dite, mi sono chiappato il frutto sui lati di corsa, io gli pistiali per scappare fuori. Ho pensato che fosse un terremoto, come che si aveva sentito di scappare fuori. E dopo ho stato fuori e ho sentito che rumore, perché era nelle case vecchie, si sentiva tutta a rompere, con le bottiglie in chiesa, si viaggiavano, si sono viaggiati cassettini di cucine e con la fu la roba. Che mi dici, sì. E c'è tu fatto? Sei stata fuori di casa? Eh sì, io ero in fuori a cortina. E dopo ho gli besole qui in Francia, Guido era in Svizzera. E dopo era in messiere, che era la riunione dai Borgs, che sera. La riunione dei Borgs che i preti se venivano a fare conferenze. Lui era in una chiesa d'ogni e sono scampato di corse e dopo si sentiva lì e insomma si cominciava a avere dei disastri. Ci molti siete organizzati per io. Qui hai tu chiattato, qui hai tu aiutato, qui ti hai aiutato. Allora, io ho chiappato i miei due frutti e il mio messiere. E ho venuto ciò che so di mia madre. E lì ho passato la notte di fur come agne e sotto all'aperto insomma. D'ogni ero sotto te, però ho stato all'aperto, ho portato fu materasso, ho scuviato, sono stata fino a binore lì. Smut e là hai vissuto l'estate 76. Allora, l'estate 76 la chiesa di Acostevin non si poteva più stare dentro, che era rovinata. Che qua e era di fa che erano macuviate. Allora non sono andato nelle tende, ho mi stato lì. E dopo mi cominciato a fare le baraccotte e dopo ho mi stato a dormire in tende, ho mi fatto la baraccotte fino all'Unviare. All'Unviare ho sono andato dentro le baracche e intanto mi cominciato a fare i pavimenti e mettere sui balconi. E dopo l'Unviare ho sono venuto dentro e mettiamo le squatte, però sì, ho visto dentro così come potevi, insomma, finché dopo ho fatto il mio impiego. Se ti visiti dal lavoro dei volontari? Che dei volontari sono visi che noi dai volontari
ci hanno aiutato a mettere sulla tende. E dopo ci hanno aiutato a fare le baraccotte là che stavo in prego per il mio mestiere, che lui aveva i rosa, lavorava lì, allora aveva binore e ci hanno aiutato a fare queste baraccotte che venivano su chi di Seveano. Sono le persone, signore, se così restate sentiamo i rapporti amici, sentiamo come. Bom. Bom. Ok.